Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere tre partite molto ma molto brevi giocate da Kasparov, alcune col bianco e alcune col nero. Vediamo questa partita dove Kasparov gioca con il nero, con il bianco un grande maestro. D4, non fatemi pronunciare il nome, cavallo F6, C4, E6, fin qui tutto ok, cavallo F3. C5, G3. C5 è particolare perché offre la possibilità al bianco di spingere, al che dopo segue questa continuazione. Cattura, cattura, non D6, D6 non è la migliore considerata, ma alfiere D6 con lo scopo poi di andare a arroccare. G3 e arrocco corto, con una partita assolutamente particolare. Il bianco non se la sente di giocare in questo modo, ma gioca più tranquillo, anche perché sta giocando contro Kasparov, quindi anch'io avrei le mie paure. Cattura al centro, cattura di cavallo. D5, sostenendo il centro, alfiere G2 tutto pronto per l'arrocco. Attenzione che ora c'è il colpo di scena. Dato che il bianco non sta controllando il centro se non con questo pedone che riesce a controllare la casa di 5, Kasparov ha spazio per giocare 5. Ritirata di cavallo e ora E4. E4 si può giocare tranquillamente perché essenzialmente va a creare un muro di pedoni contro questo alfiere, scoraggia ovviamente spinte di questo tipo, per non parlare di questa, che non solo va a murare vivo questo alfiere campochiaro, ma anche l'alfiere camposcuro, quindi è un'ottima mossa. Adesso colpo di scena D per C4. Cavolo, una volta che hai due pedoni centrali così forti, eppure D per C4 è la mossa che viene giocata. Cavallo C3, il bianco continua il suo sviluppo. Alfiere C5, con l'idea di liberare lo spazio per l'arrocco, e adesso c'è in realtà un attacco sia su questo cavallo con due pezzi, sia con la donna che con l'alfiere. Donna A4, mossa intermedia, scacco, si minaccia di catturare il pedone. Si para alfiere D7, si minaccia la donna che ora cattura il pedone e ora tra l'altro minaccia il nostro alfiere. Donna B6 minacciando l'alfiere e creando un attacco a raggi X sul punto F2 del bianco, alfiere 3 per scongiurare tutte queste minacce. Segue, attenzione, cavallo C6 incrementando l'attacco su questo punto, cavallo in C2, alfiere per E3, sembra tutto ok perché il bianco non è costretto a impedonarsi ma gioca questa, e ora cavallo A5. Sembrerà incredibile, ma la donna non ha case dove andare. Qualsiasi casa è controllata da uno dei pezzi del nero. Incredibile. Ora, io credo che Kasparov aveva già visto questa combinazione da qui. L'aveva già vista. Questa e questa. Incredibile, incredibile. Andiamo a vedere la prossima partita. In quest'altra partita invece Kasparov gioca con i bianchi, gioca contro Taimanov e andiamo a vedere un po' come va la partita. Cavallo F3, D5, G3, sembra una mossa molto tranquilla. Quando si gioca il fianchetto quasi sempre escono fuori partite con gioco chiuso eccetera, invece questa partita durerà poche mosse. Cavallo F6, alfiere G2, alfiere F5. Qui Kasparov vede subito che c'è questo punto B7 che è stato lasciato debole da questo alfiere che si è spostato via F5, perciò gioca subito C4 per uscire in diagonale con la donna. E6, donna B3, attacco sul punto debole. Ora questa è una mossa di routine che si gioca, cavallo A6 e Kasparov gioca donna B5 scacco. La cattura porta a questa mossa, che fra poco comunque la vedremo, cavallo B4, il cavallo è sorretto dall'alfiere, non teme la cattura della donna, e poi c'è la minaccia su C2 che comunque può essere tranquillamente difesa da cavallo A3. Ma vediamo come è andata la partita. Donna B5 abbiamo detto, C6, quindi viene indebolita la struttura perché adesso donna B7 con attacco doppio sia su cavallo che su pedone.
Cavallo B4, come ti dicevo, il cavallo vuole andare in C2 e adesso Kasparov ci sorprende con cavallo E5. Cavallo E5 si minaccia il matto su F7, quindi il nero non può giocare questa, questa e questa perché altrimenti perde la partita. Su cavallo E5 il nero gioca cavallo D7 in modo tale da togliere la comunicazione tra la donna e il cavallo su F7. Kasparov cambia il pezzo, sembra assurdo, ma in fase d'attacco qui bisogna cambiare il pezzo. Cavallo C2, re di 1, il cavallo ha catturato la torre. Attenzione, attenzione che non è finita. E4. Qui il nero gioca D per E4. Attenzione che il nero non può catturare con la donna il cavallo, altrimenti perde la torre. Cavallo in E5, ancora una volta c'è la minaccia di matto su F7, alfiere G6 per tenere a bada a questo punto, cambio e ancora un altro cambio, è incredibile questa posizione. Facciamo un attimo un conto, abbiamo torre per torre, alfiere per alfiere, cavallo per cavallo e praticamente siamo sotto di qualità, ma con alfiere per E4, anche già prima in realtà, questo cavallo è totalmente intrappolato, non sa dove andare. E qui il nero abbandonò, non solo perché questo cavallo in A1 è totalmente perso, ma perché ora c'è minaccia su questo punto, ed è per esempio, adesso non so, alfiere C5 oppure alfiere C5 si cattura qui, il re è costretto ad andare in F8, in E7 non può andare, si cattura la torre. Se per esempio è la torre volessi spostare in C8, ancora una volta alfiere C6 e chiaramente bisogna sacrificare ora la torre e il bianco sta benissimo. Andiamo a vedere l'ultima partita per oggi. E in questa partita Kasparov gioca ancora col nero, col bianco Robert Webner. Speriamo si pronuncia sempre così, ma noi siamo impavidi, pronunciamo comunque i nomi, tanto l'importante non è tanto il nome e la pronuncia, ma quello che succede sulla scacchiera. C4, C6, difesa slava, semislava, cavallo F3, cavallo F6, E3, cavallo BD7, donna C2, l'alfiere va in D6, alfiere 2, arrocco, arrocco. Sembra una partita assolutamente equilibrata. La torre si porta in E8, la torre si porta in D1, donna in E7, anche la donna prende la sua posizione, E4. Ora chiaramente il nero minaccia di spingere questo pedone con un attacco doppio, siamo obbligati a catturare, cattura di cavallo, si minaccia ora l'alfiere, perciò cattura e cattura. Il bianco ha la donna al centro, che però è facilmente scacciabile o con cavallo F6, o qui Kasparov gioca invece E5. È una mossa forse meno forte di cavallo F6, ma più incisiva. Alfiere G5, mossa intermedia per minacciare la donna. E anche qui F6 è assolutamente una possibilità, se non altro indebolisce le case scure, perciò Kasparov preferisce donna F8 con l'idea di supportare la spinta di questo pedone anche su F5. Alfiere D3 con l'idea di fare matto a Kasparov, cioè tu vuoi fare matto alla 14ª mossa Kasparov, allora devi morire. F5, F5, dici, ma cavolo, F5 che cosa c'è che non va? F5 è controllato dalla donna, io però ho due attaccanti su questo pezzo, attacco, ma ti pare che Kasparov ti dà in sacrificio un pedone? Cavallo F6 e perso la donna. Proprio come nell'altra partita, la donna qui non può andare perché c'è tutta la diagonale dell'alfiere. Qui c'è il cavallo e qui c'è il pedone. Qui c'è il pedone, qui c'è il pedone, bloccato, qui ci sono i suoi pezzi. E niente, qui il bianco si ritirò solo alla 15ª mossa. Che dire ragazzi, Kasparov è sempre un genio, è sempre bello riesumare anche le sue partite appunto di una volta, anche perché si è scacchisticamente ritirato per quanto riguarda il gioco standard. Sì, ogni tanto magari lo vediamo giocare nelle partite blitz, ma
Sarebbe bello vederlo ritornare un giorno sulla scacchiera nei grandi tornei. Bene ragazzi, spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a lasciare un like, un commento e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!